Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del commendatore veneziano, siamo al primo di Monaco, se sentite il ventilatore è troppo caro, sono 102 gradi all'ombra. Ragazzi siamo 11esimi in griglia, quindi sarà durissimo, tanti ritiri a Monte Carlo in carriera, vediamo se sto anno riusciamo a fare una gara decente. Andiamo, speriamo di non spaccare subito, questa è la speranza. Vai, insomma inchiodare. Stiamo attenti raga, stiamo attenti. Partenza non negativa, comunque siamo ottavi. Adesso devo andare pianissimo. All'inizio della partenza devo stare molto attento. Vai, speriamo nella bagarre, in qualcosa, nel bagarotto. Mamma mia ragazzuoli, mamma mia. Può fare una safety car di 38, di 39 giri, no? È proprio inaccettabile la safety di 39. Ma adesso inizia una gara, cioè Monte Carlo proprio. Una gara bastarda. È il garotto bastardo. Mamma mia ragazzi, ho già rischiato la pressione, non posso ogni giro farlo così. Occhio, ok, primo giro andato e siamo rimasti vivi. E già questa è una buona cosa. Solo che già mi sto allontanando, cioè ragazzi, sono già lontano, c'è con la gomma più veloce. C'è quella mescola più morbida, dai. Verstappen mi sta già dando via il culo. La cosa mi piace. La cosa mi gasa. Eccola. E ho rotto la lettone, evviva. Cioè, di niente però. Che palle oh. Che two balls. Maria Vergine sta gara. Mamma mia che gara di merda oh. Niente, ormai l'unica chance è questa, sperare dopo con le soste di arrivare almeno ottavi, ma poi cazzo neanche un incidente a Monte Carlo, una safety car, qualcosa. Veramente molto strano. Proprio ragazzi sta gara per me è una chimera. Il distacco dalla vettura che ti precede è 9,7 secondi. Sono arrivato anche insomma al 10° giro, quindi neanche tanto male. Che bisogno di bagarre che non c'è, non capisco. Se Monte Carlo voglio i big incidenti. Ci ho fatto coda dietro, cazzo. Coda come indiana. Non dovrebbe piovere. Se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Tappo come indiana. Sì, oggi è previsto sole per tutta la gara. Sole pieno. Mamma mia. Che cume vergognosa Monte Carlo, ragazzi. Ma la... mi fa piacere. Occhio. Vabbè. Molto triste questa cosa, però ragazzi accettiamolo. Dopo la prossima è in Canada, invece una gara molto favorevole. Quindi questo qua va così, ma poi va bene stronzo. Non credo che le super soft, però
avrebbe poco senso più che altro. Chi prova sole non lo lascia più. Scusate ragazzi, un momento veramente critico. 0,7 secondi. Mamma mia, dopo non c'è ritmo, raga, lo potete vedere, non c'è ritmo. Per non andare a sbattere vado troppo lento. Attenzione, ci prova. Mamma mia. Ua Palmer ci ha provato il Palmer. Ua ci ha provato il porco di Palmer. Vai, regalami una safety. Bella questa, mi è piaciuta sta curva in stile non lo so neanche cosa. Che tristezza. Mi dispiace raga regalare uno spettacolo così a Monaco, ma vorrei finire la gara, ci provo almeno, che sia comunque dura. Mamma mia, c'è tappo come indiano, signori. Il tappus. Oh, ma nessuno che sbaglia, oh. Nessuno che fa il cappellone. ...13 secondi da Verstappen, bello. Ah, Dio mio. Dopo con i pit perderò sicuramente anche l'ottava posizione. Non ho bisogno di una safety car per provare un attacco, anche che vada a sbattere, ma almeno io ci ho provato. Così è proprio impensabile. Il distacco è 14,1 secondi. Mamma mia. Oh, che sbagliato, strano. Ok. Altro giro andato. Che sport, che do coglioni, raga. Mi serve portare anche un punticino irridato, sarei contento. Cioè, penso che ho fatto una pole qua, quella mi ricordo l'altro anno, 2 anni fa, e comunque lo stesso è andata male. Mi sembra, adesso non mi ricordo. Mamma mia. Ragazzi, è entrata la safety car, ho fatto praticamente un incidente da solo e mi è arrivato, non so, Palmer forse addosso, che anche lui ha perso qualcosina, niente di grave, però praticamente ho rotto l'alettone, è stata la safety car subito, senza nessun ritiro, niente. Vabbè, cambia poco però ragazzi, cambia molto poco purtroppo. Sono quasi doppiato dagli altri. Quindi ho fatto, facendo l'incidente da solo, mi è andata anche bene. Quindi a sto punto ragazzi un consiglio a Monaco, andate di incidente da solo. Vai. Mi sono in culo, ho fatto come coso, come chi era? Piquet Junior e Alonso a Singapore, ha fatto la safety car da solo. Bellissimo. Bellissimo.
Vediamo se con la safety car riesco a prenderli. Secondo me non riesco comunque, però. La sosta l'ho fatta, adesso dovrei tenere tranquillamente fino alla fine. Dopo vado sempre di miscela cicciotta. Però secondo me non li prendo neanche così. Che bello. Una tristezza infinita che dura una vita. Ho già finito il giro quasi quelli con la safety car, mamma mia. Fantastic, come fantastic. Adesso il vero obiettivo della gara è capire se riusciamo a prendere le monoposto con la safety car. Secondo me ho questa piccola sensazione. E sono un proiettore ancora da solo. Così, altra safety car. Cazzo troia. Guarda che roba, sono già finito il giro, cazzo. Cioè, la deprimazione. Sì, vabbè, lasciamo perdere, ragazzi, sono proprio rincoglionito, non riesco anche a parlare, mamma mia. Che tristezza, ma non riesco a prenderle. Niente raga, niente. Non riusciamo. Niente ragazzi, si riparte, ma purtroppo non sono riuscito a prenderli. Cioè, veramente molto grottesca sta cosa. Bene, mi fa piacere, godo. Siamo 13esimi, qualcuno forse non è andato ai box. Vabbè. Quantomeno non faccio tappo adesso, è un po' più reale, ecco, perché il tappo di prima mi dava un po' fastidio. Adesso potremo innescare un'altra safety car, vai. Dove ci distruggiamo? Devo stare attento a non colpirmi la ruota. Madonna mia ragazzi. Niente, non riesco a rubare un punto neanche così, figlio. Neanche quello del tipo Briatore a Singapore, figlio. Neanche così, cos'era il 2008 forse? Mi ricordo. Fanculo, va. Ah, piano! Mamma mia, qua rischiato. Sarebbe bisogno di una safety car innescata non dagli incidenti del cume. Giri record per tutti. Niente, adesso ricomincia la gara, solo che al posto di ottavo, ragazzi, ho qualche macchina davanti per i pit stop, quindi approfittiamone e vediamo se riusciamo a vedere almeno un cazzo di duello. Però abbiamo Rosberg, quindi sarà molto dura. Ma non so dietro, che è appena uscito anche lui. Sì, Rosberg c'ha anche le ultra soft, quindi è proprio impensabile onestamente. Siamo nonni, abbiamo perso una posizione con i pit. Niente, se ne sta già andando purtroppo. Ne andava. Per il momento resisto. Ma ecco, appena detto. Mamma mia. L'ho rischiata, Alfonsino è veramente davanti adesso. Alfonso, no, neanche un ritiro, è incredibile.
molto strano qui nel circuito monegasco. Il distacco è 3,9 secondi. Attenzione, ma non ci credo Alonso, che cazzo fa? Ma che cazzo fa Alfonso? Ridicolo però, Safety car. Pazzesco, seconda safety car. Questa non l'ho proprio capita però, Questa non l'ho proprio capita. Oh sì, dai, rallenta, ma vaffanculo, va. Qua Alonso voleva buttarsi in un punto dove era praticamente impensabile, Era praticamente impensabile buttarsi, però Alonso si è buttato cazzi tuoi, sinceramente. Sei coglione Alfonso, mi dispiace, ti stimo tanto come pilota, ma non puoi fare queste stronzate. Chiaramente non vado ai box. Oddio, adesso Bottas va a 2 all'ora. Il coglione di Valtteri. O Valtteri o Massa, forse, ma no, Massa. Che riprendiamo, riuscì a riprendere la lotta, che se mi cioè praticamente Rosberg se ne andrà subito. Vai ragazzuoli. Sono delle bandiere blu. Però penso siano per me. Vediamo di sfruttare la vera. Cerchiamo di rubare 3 punti, cazzo. Ottavi, me la. Se ne no contento di più. Rubiamoli, cazzo, rubiamoli. Ho voglia di rubare, problemi no. Sventolando bandiera blu. Dai ragazzuoli. Sono proprio perdo, sì, però. È incredibile che già cioè, in mezzo giro perdo già un anno. Ho perso in anno e mezzo giro. Dai, un incidente. Attenzione! Cioè, bandiera verde, ma cioè sta vaneggiando. Oggi no, vabbè, la gara oggi vaneggia. C'è bandiera gialla e non serve. Ah no, dietro! Dietro è successo qualcosa. È successo dietro stavolta. Vabbè, peccato, speravo davanti. Speravo davanti, vabbè. Niente, Rosberg c'è niente da fare, proprio non siamo per niente competitivi a Monaco, niente, davvero. Disastro, vediamo di rubare questi 3 punti almeno, vaffanculo sinceramente, Me li rubo più che volentieri. Miscela grassa, ma 4 di sport addirittura, vabbè, lasciamo perdere. Monte Carlo, una gara che amavo su Formula 1 97, mi ricordo, 78 giri Monte Carlo mi sparavo. Senza danni e vincevo con tipo 10 giri di vantaggio. Ma adesso non amo più Monaco. Qua ci sono detriti. Total disastro. A qualche punto me lo voglio portare a casa, cazzo. Mancano 2 giri e incredibilmente grazie alla bagarre davanti sto recuperando da Rosberg. Diciamo che ho fatto bene negli ultimi giri, pazzesco, c'è un fumo veramente strano negli ultimi giri. Infatti ho anche guadagnato su Nasr. Sono riuscito ad avere un ritmo più elevato, pazzesco, un fumo curioso, però voglio fare su qua cosa fare? Rischiare. Mamma mia, mi faccio ingolosire, mamma mia. Almeno un sorpasso in gara per salvare una gara un po' rubata, nel senso qua Alonso, cioè per carità io non ho capito bene l'incidente, però io ero davanti tranquillo, vedo sto qua arrivare, cioè non è che possa, incidente sono il cume, quindi io me ne fotto. Mamma mia, possiamo superarlo, Rosbiff? Cioè non ci credo, dai, facciamo un sorpassone in gara, almeno uno.
DRS c'è, il DR cazzo c'è. Mamma mia, poi ho rischiato di andarmene. Ho preso paura, non più riuscito a riprenderlo. No, vado anche a sbagliare alla fine, non ci credo. Con il danno finale arriviamo ottavi. Che bello. Dai, siamo rubati 3 punticini, va bene. Spiace, non sempre le cose vanno secondo i piani. Settimo. Analizzeremo la gara più tardi. Che settimo? Oggi la Williams conquista un'altra vittoria. Perché settimo? Tanto vittoria di Bottas, adesso cerchiamo di capire sta cosa perché io non l'ho capita. Quando la gara viene resettata ci si fanno tante domande. No, non ci credo, il Cume ruba, figlio. Se non ho capito sul settimo posto. Quanto carburante posso risparmiare? Solo chi sa dare. Ehi, eccoli! Sono sempre contento quando team così raggiungono ottimi risultati. La Grande storia Bottas. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Il primo in classifica frena la sua fuga dopo un pessimo risultato. Non l'ho capita. Vabbè, comunque ci siamo presi addirittura 6 punti. E godo, siamo a me. Madonna, veramente abbiamo un buon vantaggio. Costruttori sempre in testa. Raga, sotto il comandante veneziano. La lotta in questo momento è con la Williams Racing Martin.